Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Torna Live Room, format offerto da JB Home Records, studio di produzione musicale gestito dal sottoscritto a Foggia. Oggi avrò in diretta un'artista particolare, eclettica, molto interessante, un'amica, Cassandra Raffaele, che ci parlerà del suo nuovo singolo, del suo progetto musicale e niente, non vedo l'ora di iniziare. Vediamo se Cassandra è in linea e niente, non vedo l'ora di iniziare. Vediamo se Cassandra è in linea. Prima di iniziare la diretta vorrei ricordare con affetto un'artista che è venuta a mancare, che è scomparsa nelle ultime ore e che ha caratterizzato la storia della musica italiana, Milva. Grande Milva. Un saluto ad Artemisia e a tutte le persone che piano piano si stanno collegando e si stanno mettendo in ascolto, che hanno scelto di partecipare a questa diretta. Un artista molto particolare, interessante, che conta anche delle collaborazioni con artisti importanti della scena musicale italiana. E quindi sarà una diretta piacevole e parleremo di tante belle cose. Cassandra, ci sei? Ripeto per chi non lo sapesse, Live Room è un format offerto da JB Home Records, uno studio di produzione musicale gestito dal sottoscritto a Foggia, un format che in realtà è nato nel 2018 con l'idea di dare l'opportunità agli artisti di casa JB Home Records e non di parlare della propria musica, quindi le prime puntate hanno avuto una forma un po' diversa, puntate che venivano pubblicate sui vari social, sulla pagina JB Home Records di Facebook, perché il JB Home Records ha anche una pagina Facebook e un canale YouTube dove ci sono tutte le produzioni, le registrazioni degli artisti che hanno scelto JB Home Records e quindi diciamo un format nato nel 2018 in una forma un po' diversa. Poi qualche mese fa ho deciso di portarlo avanti sotto forma di diretta Instagram e quindi adesso siamo qui. Ecco, Cassandra è pronta Cassandra, è pronta. Ci siamo. Eccoci qua. Ciao, Ciao Cassandra, benvenuta, come va? tutto bene? Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te, grazie per la disponibilità e per aver accettato di fare questa bella cosa, questa bella Ma diretta. con piacere, davvero con tanto piacere. Dunque, come dicevo prima, Cassandra Raffaele è un'artista eclettica particolare, interessante, che ci parlerà del suo progetto musicale, soprattutto del suo nuovo singolo che ha pubblicato da qualche giorno, giusto? Da poco. È passata sì appena una settimana dall'uscita di Lady Jane per sempre e dai, sono nella fase quella di elaborazione di ciò che è accaduto, perché fino a quando tu prepari il progetto, sta per uscire il singolo, sei impegnata, no? Curi tutti i dettagli, come se dovessi preparare una cresima, una comunione. Certo. Poi finalmente esce un po' e hai quel momento un attimo di relax, che poi non è mai un relax perché vorresti che il pezzo arrivasse a più gente possibile, no? E quindi cerchi di
di condividerlo in ogni luogo per cercare, insomma, Mhm. che la musica poi arrivasse più in là possibile, ecco. Certo, certo. E quindi questa è la condizione nella quale adesso io mi trovo. Mhm. Beh, iniziamo subito con la prima domanda, prima di arrivare ovviamente a quello che è il punto cardine della diretta, perché parleremo Sì, molto della tua musica, del tuo singolo, però per, come dire, dare modo alla gente di conoscere più da vicino Cassandra, io ti chiedo di parlarci di come e quando è nata la tua passione per la musica. ma la passione per la musica non è nata, nel senso c'era già, io soltanto l'ho scoperta di avercela, Certo, certo. che io penso che è qualcosa che abbiamo dentro, che non ti Da puoi sempre, spiegare da da sempre. sempre, sì, e ci avvolge e fa parte talmente tanto della vita che come la vita ti porta gioia, ti porta dolore, ti porta allegria, ti porta a volte anche uno stato di abbandono. Eh, ecco sì, la musica è tutto questo per me. Il fatto poi di essere nata in una famiglia comunque di musicisti, perché mio padre è un musicista, lo è tuttora, anche se è un po' acciaccatino, però ecco, lui è un batterista, compositore, quindi sono cresciuta in mezzo ai vinili, agli strumenti, alla sale prove, a gente che andava, che veniva. E- ed era inevitabile forse che io mi avvicinassi un po' e che crescessi con la musica, anche se devo dire che fino a un bel po' i miei genitori hanno cercato sempre di mantenerci lontani, perché Sì. io comunque sono una donna del sud, sono siciliana, da noi è fortemente radicato il discorso del posto fisso, il famoso posto di lavoro e quindi la musica non è che ti porta lavoro. Ebbene, io sostengo tutto il Infatti, se dice a contrario. qualcuno in Italia, se dice a qualcuno faccio il musicista, il cantautore, Sì, rispondono: Ma anche se adesso di lavoro cosa fai? anche se adesso naturalmente non è così perché naturalmente i miei hanno rispetto di quello che faccio, però ecco, ci sono arrivata piano piano, non è stato, pur avendo tanta musica dentro, ho dovuto ecco poi faticare per farmi sedurre totalmente. Con i sacrifici, ovviamente, come ogni cosa. Sì, Ogni però cosa... è partito tutto comunque, scusa perché poi mi perdo, tu mi hai fatto una No, no, domanda, tranquilla, vai. è partito tutto comunque, sì, quando ero adolescente, prima suonando la batteria, quindi ho esordito come batterista, perché mio padre insomma mi ha passato le bacchette, Mhm. e poi timidamente ho iniziato a cantare quando avevo 16 anni e ho iniziato facendo dei turni come vocalist, quindi ho iniziato a registrare canzoni per produzioni che andavano magari su brani pop dance, Mhm. fino a quando poi ho scoperto di poter scrivere canzoni anche in italiano e poi ci siamo trovati, insomma, adesso a quello che sai, con l'esperienza anche del Certo, certo. talent, passando da X Factor, che è stato appunto più che altro un passaggio, un'esperienza che non ha cambiato la mia vita. Sono stata io a Ci arriveremo, ci cambiare. arriveremo. Sì, Ho una domanda in particolare da farti in merito alla certo. tua partecipazione. Quali sono gli artisti che ti hanno fortemente ispirata? Ci sono degli artisti in particolare che ti hanno formata un po' artisticamente, quindi ascolti, artisti preferiti? Ma sicuramente sono cresciuta con con un'unica anima dalle mille sfaccettature, o comunque con diverse sfaccettature, non saranno mille, sono di meno. C'è un'impronta roots molto R&B, molto Mhm. black, che è dovuta al fatto dalle influenze che ho ricevuto ascoltando i vinili di mio padre, che Sì. variavano dal cantautorato della West Coast americana, quindi da Bob Dylan, John Baez, ma passando anche per la psichedelia di Julie Driscoll, Brian Ah. Auger, al cantautorato, alla Beat Generation e alla Motown anche, quindi a Rita Franklin che mi ha proprio sbalordito come interprete, come artista. Quindi
c'è questa componente black sicuramente che poi mi porto dentro, e io dico sempre che la componente black sta in tutti quelli che poi hanno un approccio nella vita un po' blues, no? Quella Perfetto. malinconia, sì, quell'essere felici anche del momento triste, o comunque quel dondolare il proprio umore su questa barca che oscilla Io li tra... definisco, li definisco i momenti di maggiore ispirazione, Bravo, sì, esattamente. paradossalmente. Tra momenti di grande ispirazione, appunto come dicevamo, un po' più blu, e poi sicuramente mi ha influenzato tanto il cantautorato italiano, che ho riscoperto, pur avendone ascoltato da Ivan Graziani, che mi ha proprio passato, che mi ha passato la mia zia paterna praticamente, a Dalla, importantissimo. E poi adesso tra i giovani mi piace tantissimo Bruno Risas, Dente, Carmen Consoli sicuramente sono stati... E poi dall'altra parte c'è la mia terza anima, che invece è l'anima, dico io, del cantautorato più anglosassone, quindi i songwriter più inglesi, che però sono stati fondamentali per me, sono i Beatles, i Rolling Stones sicuramente, Oh, eh, Jimi Hendrix anche per tanti fattori, questi sì, e poi mamma mia, ce n'è tanta, ma ecco, i questi classici del rock. sì, per poi arrivare ai Portishead inglesi, Goldfrapp, e mi fermo qui, perché poi ce Quindi ne sono... diciamo che hai un, come dire, sei stata, come dire, ispirata da tante belle cose che magari tra di loro si fondono bene al punto tale da poter poi dare l'opportunità ad un artista come te di eh, insomma, estrinsecare un modo di essere e quindi un modo di fare musica appunto particolare e unico. Sì, ma Perché più che altro semplicemente perché sono curiosa e non mi soffermo ai miei aficionados, come dico. come è giusto che No, sia, cioè, certo, non mi certo. piace soltanto quella musica lì, perché comunque sono molto curiosa, sono un'onnivora, ecco, mi piace ascoltare la musica e mi piace scoprire sempre cose nuove. Anche perché sperimentare tante cose diverse tra di loro dà l'opportunità anche di assumere, diciamo, acquisire quella versatilità che è proprio una caratteristica, secondo me, componente importante dell'artista, Sì, del anche musicista, dell'artista. sicuramente sì. È importante fare tante esperienze per trovare poi la propria strada. C'è Certo, una frase di Miles Davis che mi ha ispirato tanto in questi per trovare ultimi... il proprio volto. Sì, dicevo, una frase che mi ha molto colpito e che ne ho fatto tesoro in questi ultimi 3 anni della mia vita, dove sono accadute tantissime cose, che dice appunto: ho dovuto suonare tanto per suonare come me. Ed è un po' la cosa che mi è successa, perché ho dovuto esplorare tante realtà, tante esperienze, perché la musica comunque mi attrae come una calamita. Io mi sento a volte un'ape che vaga e poi insomma è attratta da quel polline lì che appunto... Però ecco, oggi posso dire di aver trovato, di essere vicina ad una mia identità, ad una mia zona, ad un mio, ecco, un mio mondo, e vorrei Certo, insomma certo. lasciare poi insomma segnali da lì, vorrei lanciarli da lì, da quel mondo lì. È la cosa più importante di un artista è quella, appunto, come dicevi prima, di trovare il proprio volto facendo esperienze, sperimentando, quindi trovare la propria strada espressiva, quindi il proprio modo di esprimersi a livello artistico e musicale. Una volta trovata, diciamo, il modo per guardarsi allo specchio e dire sono io, Sì, punto. sì, sì, sì. E nessun altro, e nessun altro, Eh sì, esattamente. e nessun altro, lo La ri- sottolineo, lo dico 3 volte, lo dico. Saluto anche le persone, ne approfitto per salutare le persone in linea,
Artemisia Stella, Nico Baratta, Michele Sampieri, e vabbè, Antonio Official, freelancer, ok, perfetto. Ciao, Volevo chied- Ciao, benvenuti. grazie a tutti. So che c'è un album in particolare che ha fatto parlare molto di sé e che è stato accolto con grande entusiasmo, un tuo album, ovviamente, candidato alla Targa Tenco per la selezione miglior opera prima. Ehm, Parlaci di quest'album, di come è La- nato, quando. è stato il mio primo album, La valigia con le scarpe, che è stato un tassello importante, mm, che ha segnato proprio l'inizio, perché finora, appunto, come ti dicevo, venivo da tante esperienze con la musica, soprattutto come interprete. Sì, Mhm. avevo comunque scritto delle cose in inglese, fatto delle esperienze con producer, in un altro ambito, però non avevo scritto, in italiano. Quindi mi sono ritrovata dall'oggi al domani a scrivere, proprio nel vero senso della parola, canzoni in italiano, e tutto quello che è stato il mio apprendistato negli anni precedenti la valigia con le scarpe ha preso forma poi nell'album, che è Mhm. uscito dopo 2 anni, dall'inizio delle prime scritture. Perché nel frattempo cosa facevo? Facevo canzoni e le mandavo ai premi. E mi sono ritrovata nell'arco di 2 anni a partecipare, a volte anche a vincere alcuni premi, di canzone italiana, come appunto il premio Bianca da Ponte, che porto nel mio cuore, premio Bindi, Musicultura, ecco, passando per tante realtà nelle quali anche io aprivo gli occhi e dico: "Oh, oddio, esiste questa realtà bellissima dei cantautori". E, e mi è piaciuto molto il confronto, per me è stato importante fare quelle esperienze. Ecco, ho raccolto queste canzoni, frutto di questo, insomma, apprendistato personale, e quindi è venuta fuori La valigia con le scarpe, registrata a Catania, prodotto da Carlo Longo, Mhm. quindi ha risentito anche dei flussi siciliani, delle energie siciliane, del vulcano, e di tutta quell'atmosfera che ho respirato proprio, registrando e vivendo molto Catania in quegli anni, una Catania bellissima dove c'era, Viva la Sicilia! molto spazio per la musica dal vivo. Sono stati importanti i cantieri aperti dai De Novo, Mario Ah, Venuti, Carmen Consoli, ecco, loro sono stati degli apripista, per non parlare poi di di nuovo Battiato, hanno anche caratterizzato, ad esempio, i De Novo, la scena anni 80, la New insieme ad Wave, altri gruppi sì, toscani, sì, loro sì, ovviamente siciliani, giusto? sì, certo, di Catania. Con altri gruppi toscani come Litfiba, Diaframma, Moda, un periodo veramente ricco di buona musica in Italia, grazie anche a questi gruppi. Sì, esatto, quindi tutto quello che hanno fatto gli altri poi rimane nella musica, tutto quello che noi Benvenuta facciamo. Maria Grazia, ciao! Ciao Maria Grazia, tutto quello, no, io dico sempre che tutto quello che viene fatto, rilasciato, ma da tutti quelli che fanno musica, alla fine torna sempre utile a tutti, perché crea substrato, crea, quel fertilizzante che serve per fare crescere il, il comparto musicale. Certo, un po' sofferente ultimamente, abbastanza, abbondantemente sofferente, ma insomma, come si dice, teniamo duro, no? Certamente. Io, come dico sempre, in questo periodo soprattutto dove la possibilità di suonare, di fare musica dal vivo è praticamente inesistente, dico sempre, non conta dove, quando e come, l'importante è fare musica. Sì, A prescindere, perché quando un artista ha qualcosa da dire, da estrinsecare, non può non farlo. Quindi non conta dove, quando e come, l'importante è farlo. Questa, assolutamente. secondo me, è la prerogativa giusta dell'artista, Sì, è ovvio che questa dal mio cosa punto di vista, ovviamente. comporta, sì, questo comporta un grandissimo sacrificio, perché non è semplice naturalmente in un momento di crisi riuscire ad organizzarsi, ma è anche una sfida, una sfida personale, insomma. Io ho deciso Certo. di uscire in un periodo, apocalittico, alla fine del 2020 praticamente, sono uscita a novembre in piena seconda ondata,
però il mio progetto di vita sulla musica non poteva più attendere, ed Assolutamente. era talmente forte che atteso già 4-5 anni di attesa da Chagall, che ho detto la va o la spacca, insomma, prepariamolo e cerchiamo di esserci. Assolutamente sì, condivido in pieno. Due lunghi tour di oltre 200 date in tutta Italia, apertura dei concerti di artisti importanti a livello italiano. Se vuoi, li puoi elencare. Se vuoi, ecco, raccontarci queste esperienze, aneddoti, con chi ti sei trovata meglio e hai avuto modo di conoscere magari in maniera più intima. Ma sono state delle esperienze molto importanti perché mi hanno fatto confrontare con artisti che magari hanno più esperienza di me e che hanno macinato molta più musica, che hanno costruito molto più pubblico, e quindi io mi sono ritrovata con le aperture ad avere cioè ho avuto la possibilità di affacciarmi su un pubblico grande, ma il primo tour che ricordo di aver aperto, quello di Mannarino, per me è stata un'impresa anche emotiva fortissima, perché mi ritrovavo ad uscire prima dei suoi concerti davanti a un pubblico enorme, enorme. Non ricordo neanche quanti eravamo al Loco Rotondo Festival in Puglia, non mi ricordo neanche quanta gente c'era, ma ecco, sono uscita ed mi sentivo una lenticchia, una piccola lenticchia, ecco, quello ti fortifica, se vivi esperienze lì, ma io ho sempre detto che quello stato lì lo provo anche quando canto davanti a 3-4 persone, e anzi è ancora più difficile cantare davanti a 3-4 persone, perché la Perché le massa, vedi tutte. esatto, le vedi tutte, loro vedono te, ti squadrano dalla testa ai piedi, no? Una cosa bella di queste esperienze, vabbè, è stata bellissimo aprire Max Gazzè in Europa, ricordo Berlino, un pubblico vasto, c'erano italiani, inglesi, tedeschi, ma soprattutto l'amicizia che è nata con Dario Brunori in questi anni, che è stata poi insomma siglata, firmata da questo brano che abbiamo fatto insieme su Chagall, ma è rimasta una bella amicizia tuttora. Lui è uno dei pochi che ha ascoltato i miei provini allo stato grezzo, con il quale insomma c'è sempre uno scambio sincero, sincero d'opinioni, anche di critiche, eh, ma sono pochi gli artisti comunque come Dario. Io ho imparato e ho conosciuto la grandezza di certe persone anche sulla base della loro umiltà. Più umili sono Che e, cosa rara. e più ti danno, più mediocrità c'è attorno e meno riescono a comunicare queste persone, e di Certo, conseguenza certo, meno ci lasciano. certo. Sono assolutamente d'accordo. Sì, beh, tra le tante soddisfazioni nel collaborare con artisti di spessore, la possibilità di poter anche creare, come dicevi tu poco fa, un rapporto d'amicizia e di stima è l'apoteosi, assolutamente. Quindi la musica è bella anche per questo. Soprattutto per i legami che si creano. A volte ci sono, ecco, le circostanze vengono create da altri, perché magari c'è l'intervento di un'etichetta, c'è l'intervento di un manager, ma quando invece i rapporti nascono diretti, quelli sono quelli che poi rimangono anche dopo, ed è quello che è successo ad esempio in occasione dell'Indigeno Fest, dove ho conosciuto Dario, appunto. E questo è quanto. Poi so che nel 2015 hai pubblicato un secondo album con con altre collaborazioni importanti, quindi diciamo dal Eccolo! primo al secondo
Eccolo qua, eccolo qua. Guarda, ce l'avevo qui sul mobiluccio in cucina e quindi ve lo faccio vedere. Si chiama Chagall. Certo, toccarlo Parlaci, adesso. parlaci anche di quest'album, dai. Questo è stato un album fuori di testa, ma fuori di testa per tutto quello che c'è stato. Dalla grafica ve lo faccio vedere, non so se mi vedete, super ossigenata, Eccolo qua, che sì, volo sì, sui sì. pattini, perché era un omaggio a Chagall, al surrealismo, a questo sentirsi sollevati da terra, perché è la sensazione che appunto la musica dà. Ma soprattutto è il disco dove io sono uscita fuori come produttrice. Fino adesso ero stata a fianco dei produttori e degli arrangiatori, pur dando i miei feedback anche sulla valigia con le scarpe, ma con questo disco sono uscita fuori come produttrice, l'ho proprio arrangiato. Le preproduzioni sono state Perché fatte per chi non lo sapesse, Cassandra è anche una produttrice. e sì, sonicchio. Mi piace Strimpe, sono un mezzo nerd, ecco, devo dire. Questo disco è nato in treno, quindi girando molto perché si era impegnati tra date, impegni vari personali, avevo sempre con me le cuffie, il mio notebook e gli arrangiamenti sono nati in treno. I testi idem, poi sono stati portati in studio a Catania sempre dal mio fedele amico e produttore catanese, Carlo Longo appunto, ed insieme abbiamo poi finito la realizzazione dell'album fino ad arrivare poi ai mix che invece sono stati fatti a Bologna da Giacomo Fiorenza della 42 Records. Insomma, un'esperienza che è partita dalla Sicilia e che poi, vedi caso, è finita in Emilia-Romagna dove adesso io vivo. Ed è l'album forse più istronico che ho fatto. Vabbè, fino adesso ne ho fatti due, La tua diciamo che discografia. sì, ne ho fatti due, più tutta una serie di singoli, ma questo sicuramente è quello un po' più bizzarro, dove ho voluto giocare molto con gli arrangiamenti, dove ho cercato anche di mettermi alla prova, no? Esplorando diversi mondi. E oggi sono felice di questa esperienza, anche se è stata molto, molto impegnativa dal punto di vista proprio non solo dell'impegno ecco, mentale, ma anche fisico, cioè ci sono state delle sedute che mi ricordo, io dormivo in studio praticamente e quindi quando poi è uscito per me è stata una sorta di liberazione, cioè ho avuto Certo. quella pausa e poi da qui è nato appunto il tour, prima in Italia e poi soprattutto in Europa, che è stata una delle esperienze più belle che ho fatto finora. Ho suonato nei club di In quei Londra, momenti lo studio diventa la la casa casa. dell'artista, quindi Non ce la facevi più, mi sono pare di aver arrivata. visto, mi pare di aver visto tempo fa sul tuo profilo una foto in cui parlavi più o meno di questa cosa qui Sì, che sì, sì, eh, esatto, passavi molto tempo in studio, al punto esatto. tale da dormire anche in studio a volte. Sì, O sbaglio? Mi pare di aver esatto. visto, Sì, 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 esattamente. Sì. tempo fa. E poi infatti c'è stato un attimo, dopo aver sentito per l'ennesima volta i brani, c'è stato un attimo che io odiavo le mie canzoni. Ho avuto Guarda, io per dire penso che, terminando insomma, le registrazioni di un brano che più che altro è una cover, però sia quando faccio una cover, quando faccio un inedito, anche se io faccio più inediti che cover, fortunatamente, sento di fare più quello che l'altro, insomma. Ho il brutto vizio di ascoltare troppe volte i miei brani e arrivano ad un certo punto a nausearmi e non voglio più sentire. è vero, condivido, Ma non condivido. per una questione narcisistica, perché ascoltandosi e quindi ascoltare il proprio brano, uno magari si rilassa e dice: Ah, quanto sono bravo. No, io lo faccio perché cerco, ascoltando più volte un brano, Di magari pulirlo, di di provare, affinarlo. sì, di arrivare a qualche idea nuova, magari aggiungere magari qualcos'altro. Eh già, A è volte così. ci riesco, a volte no, ci mancherebbe. Però sono brani che ascolto troppo, i miei brani li ascolto troppo. Non va bene, non va bene. No, 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 assolutamente. No, arrivi veramente, arrivi sfinito. Sì, sì, sì. A volte i complessi, i volumi, ma sono buoni o non sono buoni, ma ho cantato bene o non ho cantato Sì, bene, quindi arrivi ad un punto che
rischi di voler arrivare a tutti i costi alla precisione, ma insomma, bisogna stare attenti perché diventa un vizio. No, no, eh, infatti basta, anche per evitare questa cosa qua, con questo... Ma poi ognuno è libero di farlo, ci mancherebbe, Sì, non è una sì, sì. regola, però Con le nuove canzoni ho cercato di prendere le distanze seriamente. rischia di portare stress ulteriore, è inutile. Esatto, esatto. Infatti con le nuove canzoni non sta accadendo questo, sto cercando di mantenere le distanze adeguate, anche se poi insomma l'attrazione di andare, cioè c'è sempre insomma quella cosa che ti attrae ad andare in studio, a sentire la musica lì, il bancone, sentire quell'odore No, no, ovattato, certo, un'altra certo. storia. È come quando un bambino si trova nel negozio di giocattoli, il musicista quando entra in un negozio musicale o a maggior ragione in Sì, studio e esatto. ha a sua disposizione tutto quel ben di Dio, è un po' come il bambino nel negozio dei giocattoli, In diciamo pratica, così. cioè, sì, sì, non sai dove girare, non sai dove guardare. Tu hai partecipato, se non erro, alla quarta edizione di X Factor, in squadra con Elio. Eh sì. Questa esperienza cosa ti ha trasmesso? Cosa ne pensi dei talent e che tipo è Elio? Rispondo partendo dall'ultima. Elio è così come lo vedi, insomma, non ha finzioni, una persona anche a volte silenziosa, però poi capace di esplodere con delle battute che ti fanno scoppiare il ridere, insomma, da un minuto all'altro. E X Factor è stata un'esperienza che io ho incontrato nella mia vita perché evidentemente era in una fase in cui volevo dare una scossa e questo talent è riuscito insomma un po' a darmela, a farmi cambiare proprio strada. E poi da lì sono nate tantissime cose, collaborazioni con Elio, ho conosciuto tanti addetti ai lavori, è stato sicuramente un programma televisivo e quindi con tutti i pro e tutti i contro, perché poi ti marchiano certe cose e ho dovuto faticare tanto per dimostrare che comunque avevo una mia storia da raccontare attraverso la musica, attenzione, non volevo essere interessante per quello che indossavo, per quello che dicevo o per le mie litigate con i membri della giuria, però purtroppo si sa, è anche un fenomeno di costume, il talent lo è stato per tanto tempo, poi grazie a Dio adesso è cambiato un po' l'andamento, però è sempre, è come se ti lasciasse un po' quei segni, no? L'aver fatto un talent, ah vabbè, la gavetta, no, io ne ho fatta tanta, ne ho fatta Rischi di talmente. essere etichettato per quello che Esatto. viene da e che ha fatto. Sì, infatti io dico sempre, non è il talent che ha cambiato la mia vita, sono io che in quel momento della mia vita ho deciso di cambiarla e ho fatto anche questa esperienza. Poi in generale cosa penso del talent? Il talent, visto come programma televisivo, quindi puro divertissement, ti metti sul divano con le patatine, lo guardi, si ha un suo perché. Però poi tutto quello che accade accade a luci spente quando il sipario si chiude. Quindi che cos'è che vince? Per cui non mi sento neanche di criticare tanto il programma in sé, perché poi siamo tutti bravi a criticare. Eh, io la cosa che dico è lasciamo che sia il tempo a trovare le dimensioni degli artisti e soprattutto a far venire fuori se sono veramente artisti. Certo, Perché certo. quindi non spetta a noi, il talent è un programma televisivo, sì, non è sicuramente, Esiste. non è il male dei nostri giorni, perché se la gente scarica abusivamente la musica o se non ascolta adeguatamente noi insomma, ci facciamo il culo, se non compri dischi, se non vai ai concerti, io penso che poi il problema nasce da altri fattori culturali. Quindi prendersela con l'Italia dei talent che ha rovinato la musica, non è vero, la musica è stata rovinata da chi poi ha deciso di trattare la musica e i musicisti come degli hobbisti. E quindi io non me lo compro il CD, me lo prendo abusivamente, io me lo scarico. No, ma io perché devo pagare i 5 euro per entrare a vedere in un Arci un concerto? Ecco, è grazie a questi comportamenti che poi siamo in crisi, quindi non è la colpa del talent show. Sì, magari sì. In parte condivido il tuo discorso. Cosa intendo in parte? Hai detto secondo me cose giustissime
che penso anch'io, però secondo me la colpa dei talent, se ha il talent una colpa, è quella di non valorizzare tanto l'artista per quello che è, ma solo per fare show. O almeno nella maggior parte dei casi è così, senza citarli. I talent, chiuso il sipario, finito lo show, molti di questi artisti smettono È un rischio che... improvvisamente di essere visti e di essere seguiti e di avere quindi, diciamo, io conosco ragazzi di Foggia che hanno partecipato ad alcuni talent osannati e, come dire, visti in maniera, come dire, speciale, particolare, e poi finito il talent hanno smesso di... Ma questo è eh, un problema loro. E questo è un problema loro perché si vede che avevano riposto molte aspettative e che non hanno preso le giuste distanze. Chi smette non smette perché non è bravo abbastanza, perché non ha passione, no, non hanno smesso, smette. non è che hanno smesso, non hanno smesso, però non hanno finito lo show, finito il programma, Eh sì, ma non hanno avuto certo, ma più... perché così è next please, è la mentalità del avanti chi tocca. Bisogna essere forti per riuscire ad accettare questo meccanismo. Anch'io l'ho vissuto in parte, anche se avevo molto più, ero molto più distaccata. Sono riuscita a mantenere un certo distacco perché comunque il talent è un'esperienza che ti scuote tantissimo, cioè tu parti da una situazione di totale, cioè sei una persona totalmente sconosciuta e poi improvvisamente dopo un mese e mezzo di esposizione televisiva esci, la gente ti riconosce, ti chiede l'autografo, ah ma tu hai partecipato, ecco ti rimane quella cosa lì che se non sai leggere bene è uno shock, se la prendi col sorriso poi insomma ti concentri veramente sulle cose importanti, le cose importanti poi erano quelle di carpire tutto quello che puoi carpire da questa esperienza e farne tesoro, cancellando tutto il resto, perché ce ne sono cose che cancellerei a vita, che sono Partire più accadute. forti di prima e Sì, cercando di intraprendere una strada sempre più sì, personale. sì, assolutamente. Bisogna insomma eh, lavorare molto su se stessi e tirare fuori una quota di resistenza e di coraggio che non c'entra niente con i talent. Poi il talent è un Assolutamente. programma televisivo, chiunque ci passa deve essere pronto a questa cosa, a sostenere anche il momento del post. Certo, 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 Ma anche chi certo. fa Sanremo, anche io vedo anche quelli che hanno partecipato a Sanremo Giovani quest'anno, che hanno avuto una botta estrema, escono e il post Sanremo, e beh, è ora che si fa? Ecco, Mm, mm, mm. cioè, è forte una situazione del genere, per cui devi essere molto costruito dentro, soprattutto nel tuo progetto interiore, insomma. Bisogna avere le idee chiare, bisogna tirar fuori sempre il carattere Sì, e essere consapevoli di quella che è come la vogliamo definire, eh, passione e quindi il fatto che comunque ci appartiene, in un modo o nell'altro ci appartiene, e ripartire quindi da questa consapevolezza, non da ciò che è finito, perché esatto. ogni cosa che muore dà l'opportunità a qualcos'altro di nascere. È già, bellissimo questo, è così. Allora, adesso arriviamo al punto cardine dell'intervista, e quindi parliamo un po' di questo tuo nuovo Aspetta un attimo singolo. perché mi si sta scaricando la batteria. Sì. Arrivo subito, arrivo. Vai, Tu tranquillo, riempi il tranquillo, vuoto con qualche tranquillo. storia. Certo, 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 certo. Allora. Se ce l'hai a Cassandra, già che ti trovi, se magari puoi prendere anche la chitarra. Ok, Cassandra, mi senti?
Un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Allora, io nel frattempo saluto tutti coloro che si sono collegati, anche per sbaglio magari, alla diretta, perché quelli non mancano mai. Allora, Artemisia Stella, Nico Baratta, Michele Sampieri. Ah, ok, adesso devo invitare di nuovo Cassandra perché qualcosa è andato storto. Il bello della diretta. Il bello della diretta. Dunque, dicevo, saluto tutti coloro che hanno partecipato, che stanno partecipando, che si sono trovati per sbaglio magari in questa diretta, coloro che si stanno collegando. Nico Baratta l'ho nominato, Michele Sampieri, Artemisia Stella, ehm, Antonio Official, freelancer, Lisa Martelli, Antonio, Ele Zizzo, Maria Grazia, Thomas Montinaro, Gaetano, Leonardo, Monica, Valentina, Saxofollia. Ok, vediamo un po' se Cassandra ha ripristinato un po' la situazione a casa. Eccola qua. Ok, eccola qua. Allora, Ci eccoti qua. sono! Eccoti qua. Eccomi! La Voilà! chitarra è a portata di mano? Eccola là. Benissimo, alla grande. Alla grande. Dunque, parlaci, Cassandra, parlaci di questo tuo nuovo singolo che è pubblico da pochi giorni, giusto? Lady Jane per sempre. Sì, le Di come è DJ. nato, parlaci insomma di come è nato, di cosa parla e del Lady, messaggio che questo brano vuole trasmettere. Lady Jane per sempre, il titolo si ispira ad una canzone dei Rolling Stone, che è Lady Jane. Ehm, e parla più che altro, ecco, descrive il dialogo di due persone, molto intimo, fatto di pochissime parole, dove queste due persone si promettono di rimanere, qualsiasi cosa accada, insomma, di rimanere l'uno nell'altro e viceversa. Tu di me che cosa terrai? Insomma, se dovessimo separarci, tu che cosa ti porti di me? Mhm, E tu cosa mi lasci? Lasciami la tua poesia, lasciami il tuo modo di vedere le cose, lasciami la tua musica, lasciami una canzone. Lady Jane, The Rolling Stone. mhm. Ecco, questo è il testo, molto semplice e molto minimale. Ho dovuto contenere il flusso delle parole perché invece in altre canzoni scrivo tantissimo, scrivo proprio tanto, ma avevo un'esigenza stavolta con Lady Jane, quella di scrivere una canzone dove fosse la parte musicale un po' più in evidenza, quindi un po' più fuori. Ed è come se avessi voluto scrivere una sorta di mini soundtrack per fare una passeggiata in campagna, quindi dove c'è la parte musicale di archi svolazzanti, No, infatti ha un non so che di ipnotico e quindi, a parte che è un viaggio particolare, ehm, come ti dicevo anche giorni fa in privato, un viaggio particolare. Quindi questo voler, diciamo, dare una precedenza a livello, come dire, di DB, se così la vogliamo definire, alla sì. musica dà l'opportunità, secondo me, a molte persone di ascoltarla più volte, proprio perché a volte qualcosa può sfuggire, ma è una cosa fatta, secondo me,
per poterti permettere un un secondo motivo ben preciso. ascolto e di carpire altri elementi, altre cose. Sì, ci può stare. Lo dici tu e io ti credo. Questo è quello che mi ha trasmesso, diciamo, ehm, ha un qualcosa di ipnotico e quindi la voce e il testo a volte può sfuggire, ma secondo me è una cosa fatta, lo fanno in molti, lo fanno, è una cosa particolare e dà modo di creare ancora più curiosità e quindi ascoltarlo più volte. È un bel gioco, eh. Io Questo è quello che mi questo ha trasmesso, poi non e so, io non sono dico che e io penso che ognuno poi la pensa come insomma la sente. Io lascio sempre assolutamente. libera, mi limito a Vabbè. dare dei piccoli cenni Certo, certo, e certo, poi certo, mi piace moltissimo vedere anche il punto di vista degli altri certo, certo, nell'ascolto. certo, certo. Ognuno la musica la interpreta come vuole e soprattutto come vuole. Il bello della musica è anche il fatto che a volte può dare ad ognuno una chiave interpretativa diversa dall'altro. Quindi, in base allo stato d'animo, una persona può interpretarla in un modo diverso rispetto ad un'altra persona. Quindi, è anche questa la magia della musica. Eh già, infatti io dico sempre che la canzone, la musica non è di chi la scrive, è di chi l'ascolta. Assolutamente, assolutamente, sono d'accordo. Beh, a questo punto non Ci vediamo l'ora sta di aspettarlo, ecco. Sì, dai, 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 vai. una canzoncina veloce veloce, un pezzettino. Non so come si sentirà l'audio. Oh, eccomi. No, qui è tutto ok. L'audio è definito e Ok. vai tranquilla, vai. Yes. Mi si vede? Sono un po' tagliata, però va Sì, bene. sì, 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 sì. Sì, perfetto. Yes. Ok. Tu dimmi cosa terrai, quale pezzo mi lascerai. Avrei voluto darti anche quello che non ho per vederti felice. Cantami dei Rolling, Lady Jane per sempre. Non tremare, bambina, tornerà stasera. Hey. La, 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 la. Un assaggio. Bellissima, ma dopo ne voglio un'altra, eh. Va bene. Ehm, Ok, eccoci. bellissima, complimenti. Nel Oltre al frattempo è singolo, uscito il sole. oltre al singolo c'è un nuovo album all'orizzonte? Chi lo sa? Il fine ultimo è quello. Il fine è l'ultimo, insomma, la strada è quella. Io sto facendo questa strada e voglio raggiungere quell'obiettivo. Adesso capiamo, insomma. Intanto concentriamoci sulle canzoni. Un brano alla volta.
abbiamo scelto la squadra, che per me era molto importante, insomma, venire da un'esperienza di 2 dischi dove ci ho dato veramente tanto, anche dal punto di vista musicale, compositivo, arrangiativo. Adesso vogliamo nominare anche i musicisti che sì, sì, comunque sì, sì. faranno parte dei La prossimi brani. squadra è formata da Roberto Villa, è stato un incontro bellissimo fatto qui in Romagna, a Forlì, in uno studio completamente analogico, quindi con registratore su pista, banco analogico, insomma un'esperienza che anche dal punto di vista tecnico formativo. Alberto Bazzoli, Mhm. che sta facendo la parte invece dei synth, dei pianoforti, insomma piani, eccetera, eccetera, Rhodes. Poi Diego Sapignoli sta facendo le batterie e poi Alfredo Nuti, che avete visto a Sanremo con l'orchestra più folle della Romagna, gli Ok, Expedition, che suona le chitarre baritone, detto anche amichevolmente Portone, conosciuto anche come l'uomo Portone. E poi abbiamo un quartetto d'archi con il primo violino, che è il primo violino del Teatro Regio di Parma, che sta portando una sonorità viva, che è appunto quella degli archi, che sta caratterizzando molto queste canzoni e sono sicura che anche nelle canzoni future loro avranno un ruolo molto importante. Ecco, per adesso la squadra è costituita, si sta lavorando con anche dei freni dovute alle zone stanno rosse, venendo zone fuori piano gialle, piano. sì. E poi soprattutto perché il lavoro in studio è un po' più lungo rispetto a quello a cui ero abituata a fare, invece per chi è dentro un po' ecco, la parte tecnica, l'utilizzo dei virtual instruments è una cosa che ti consente di velocizzare tutto quando lavori con in Sì. MIDI. E va bene, insomma, vedremo cosa accadrà quest'anno. Speriamo bene. Assolutamente. Non vediamo l'ora di ascoltare il tuo prossimo disco. Quindi questo è un augurio affinché tu possa arrivare in maniera spontanea, come è giusto che sia, ad un numero ideale per poter poi pubblicare quello che poi per gli artisti in realtà è come un figlio, no? Il disco, ok? Eh già, eh già. Anche se con i tempi che corrono, lo dicevamo prima, i dischi, diciamo, stanno perdendo sempre di più quell'attenzione che invece meriterebbe un disco e quindi un artista. Giusto? Allora, cosa ne pensi del panorama musicale italiano attuale? Ci sono artisti in particolare che ti interessano e che ti incuriosiscono? Sì, ci sono anche molte donne che sto conoscendo per via di diversi progetti, insomma, nei quali sono stata coinvolta, prima con Anatomia femminile di Michele Monina, adesso Mhm. con Unica Sona, che riunisce un po' la scena del cantautorato femminile. Mi piace, in una sola parola, mi piace tutto il fermento che c'è attorno alla musica in questo periodo, perché è un qualcosa a cui tutti ci stiamo appendendo e quindi stanno venendo fuori tante cose, insomma, tante realtà. Mi piacciono come realtà in sé, appunto, mi piacciono i cantautori non so, Avincola mi piace molto, Mm? delle nuove realtà, ecco, ma anche delle robe poco conosciute. Mi piace anche Ama il Soprattutto Lupo, che è un ragazzo che seguo, che ho conosciuto da così diamo poco. modo anche agli altri, a coloro che ci stanno ascoltando, di prendere nota e magari Sì, scoprire queste belle, Vea, diciamo, vi invito a scoprire una ragazza che si chiama Vea, che da realtà. poco ha pubblicato il suo ultimo album, davvero molto interessante. Mm? Ehm, E, poi vabbè, ci sono altre robe un po' meno note forse, ma
c'è la Pelle Gatta come cantautrice donna che mi piace molto, e le Viole, e, e tante altre, insomma, che vi invito a scoprire se andate appunto a curiosare nella pagina di Unica. Assolutamente. Questa diretta, a parte che verrà comunque anche pubblicata su YouTube, dà l'opportunità di essere vista anche da chi magari attualmente non è in diretta, e quindi prendere appunto nota soprattutto anche di questi artisti magari che non hanno l'attenzione che meritano e che invece hanno, diciamo, sono interessanti Sì, ma e ce ne vale la sono pena, tantissime. vale la pena ascoltarli. Ce ne sono tanti, Sì, ce ne tantissimi. sono tante. C'è ad esempio Maurizio Chi, un ragazzo che siciliano si è trasferito in Australia, che adesso ha tirato fuori un album in siciliano bellissimo. Ma anche Chiara, Chiara Bue. ehm, cioè, davvero in questo momento io sono sommersa dalle proposte, perché poi Instagram per noi artisti è diventato anche un luogo di incontro. Noi ci siamo conosciuti su Certo. Instagram con Francesco, cioè il fare rete è una cosa bellissima, che ti consente anche di scoprire e di confrontarti anche con le realtà magari poco note, Certo. ma non per questo non interessanti, ecco. Non valide, certo, certo, ce ne sono tanti. Noi in Italia abbiamo tantissimi musicisti, artisti veramente interessanti e che hanno un potenziale notevole, che purtroppo non hanno la fortuna e non hanno, diciamo, come dicevo prima, l'attenzione che meritano, ma noi siamo pieni, pieni veramente in Italia di ragazzi, artisti, talenti, musicisti che non hanno nulla da invidiare, con tutto il rispetto alle grosse realtà musicali. Eh già. Beh, l'ultima domanda, poi mi piacerebbe chiudere questa diretta con la tua musica. Eh, Un assaggino, un assaggino. assolutamente. Programmi e progetti di Cassandra in futuro? Mm. Ma il In genere, futuro, musica e non. no, il programma principale è cercare di fare bene quello che sto facendo, e quindi è un futuro prossimo, immediato. E se farò bene quello che sto facendo, già sarò contenta di averlo fatto e di averlo vissuto così. Perché mi sono resa conto che le uniche aspettative per cui posso preoccuparmi, sono appunto le aspettative di costruire, di metterci l'impegno, insomma, in quello che faccio. L'anima, Poi io, l'impegno, la sì, passione. io mi auguro che poi venga raccolto, e quindi il mio obiettivo del presente, ma anche del futuro, è di arrivare a più gente possibile. Certo, certo. Assolutamente sì. Beh, Questo è quanto. siamo giunti alla fine purtroppo di questa bellissima diretta. Io ho voluto fortemente la tua partecipazione. Io ti ringrazio per Infatti, questo, ce l'abbiamo fatta. Di sabato è ci siamo stato sentiti meglio. molto prima, poi Eh già. purtroppo non abbiamo avuto modo accordarci e di farla prima, però meglio tardi che mai. Era questa la giornata adatta. Eh già. Vai. La mia anarchia ama te. Sei tutto quello che non c'è in un giorno ordinario, pieno di malinconia. Adesso fermati, amore, pace, fammi tacere. La mia anarchia ama te, in un disordine perenne. Ma da qui nascono stelle, stelle. E tu ci sei, come oggi, come ieri.
se nel silenzio dei miei pensieri rivoluzionari sei come il mare dentro una tempesta che genera vita e non è finita. La mia anarchia ama te. Ancora, ancora! Tu come pioggia hai ridato sale ai campi, i miei desideri nudi come i tuoi sospiri. Pioggia dentro i calici d'estate di una sera e raccoglie ebbrezza, semplici carezze, le parole vanno a dormire sul mio cuscino. Tu come un soffio hai ridato spazio ai voli di questi miei umori che stendi in aria come aquiloni. Vento che sollevi le mie forme, e leggera la tua partenza, non sentire il peso dei miei limiti, sorrido al tempo, e in fondo io vivo. A luglio piove sopra i frutti secchi, sopra le mie indecisioni, le mie attese sono piccole bugie di insicurezza. Mi hai scoperto sotto un salice, non riuscivo a liberarmi. La verità è una coperta che ti scopre quando cerchi di fuggire dai giudizi. Per una volta il sole abbassa gli occhi e ascolta. Tu come un soffio hai ridato spazio ai voli di questi miei amori che stendi in aria come aquiloni. Ta-ta! Questa era Aquiloni Bellissima, ed è bellissima. tratta dal mio primo album, La valigia con le scarpe, quindi per chiunque la volesse riascoltare in maniera un po' più decorosa, potete ascoltarla. L'album che ha praticamente ti ha Sì, aperto ulteriori porte. sì, con cui ho collaborato anche con Solce, che è un ragazzo che fa, dire che fa rap è forse riduttivo. Sì, slam poetry, ecco, sì. Potete ascoltare, insomma, il suo featuring, molto bello. E queste qua. Artemisia Stella ormai è pazzamente innamorata di te, eh? Ciao, grazie, sì, ho visto che Lo ha dico in privato. spolliciato più di una volta. eh, che dire, sono contenta. Belle parole, dice Artemisia, bella voce, complimenti Cassandra, bellissima. Grazie. Eh, Artemisia è ufficialmente pazza di Cassandra Raffaele. Sei la benvenuta, Artemisia. Ti invito allora a curiosare, dai, magari trovi qualche pezzo che può accompagnarti, un pezzo da inserire così nell'iPod, nel lettore Scorro un MP3. po', vediamo se c'è qualche domanda. Comunque saluto Ti tutti coloro che abbraccio hanno anche io. partecipato. Saluto tutti coloro che hanno partecipato a questa bellissima diretta. Cassandra, che dire, io ti ringrazio, grazie per la disponibilità e per l'umiltà nell'aver accettato Ma questa figurati, ma stai cosa. scherzando, ma stai scherzando. È E, stato un piacere e- mio. e appena ci saranno novità, appena ci saranno quindi brani nuovi, non vedo l'ora, ecco, di fare una nuova diretta con te perché mi trovo Assolutamente. molto contente, mi colpisce molto, mi ha colpito molto la tua musica per me è veramente un onore, sono molto contento. Grazie a te per questo spazio, per avermi pensato
E dai, ci sentiamo allora presto per altri Assolutamente sì, nuovi ed entusiasmanti aggiornamenti. assolutamente sì. Sei sempre a Live Room, sei sempre la benvenuta. Grazie a voi. Ciao Ciao, Cassandra, grazie mille. ciao. Ciao. Bene, siamo giunti alla fine di questa bellissima diretta. Sono veramente contento di aver avuto come ospite Cassandra, che è un'artista umile, particolare, interessante. Veramente io vi invito ad ascoltare la musica di Cassandra, di scoprire sempre di più il mondo di Cassandra Raffaele, artista eclettica, che ha veramente una personalità e un modo di fare musica solo ed esclusivamente suo. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa diretta, ci aggiorniamo nelle prossime settimane, sicuramente ce ne saranno altre di dirette. Che dire, ripeto, Live Room è un format offerto da JB Home Records, studio di produzione musicale, gestito da sottoscritto a Foggia. Grazie a tutti per l'attenzione, grazie a tutti per aver partecipato, saluto tutti, un bacio a tutti e alla prossima, ciao!